Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura un dramma accaduto a Palermo dove un bambino è caduto da un balcone in Corso dei Mille ed è rimasto gravemente ferito. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Cristina dove attualmente è in codice rosso, alcuni familiari hanno aggredito un infermiere e un medico. Le forze dell'ordine hanno già avviato un'indagine per identificare i responsabili. Dati preoccupanti arrivano dall'ARPA di Palermo sui quantitativi alti di benzene presenti in Sicilia nei giorni in cui gli incendi hanno colpito l'isola. Legambiente ha invece analizzato i dati dell'anno solare 2023 sui roghi. La Sicilia ha un picco di oltre 41.000 ettari andati in fumo. Visite istituzionali oggi da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella a Palermo. Il Presidente della Repubblica si è recato nella chiesa di Santa Maria di Gesù, devastata da un incendio lo scorso mercoledì. Mattarella ha anche commemorato Rocco Chinnici, vittima della mafia 40 anni fa. Manifestazione oggi a Catania da parte di CGIL e UIL che chiedono al prefetto maggiore salute e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro. Le due sigle sindacali hanno richiesto nuovamente l'emanazione di un'ordinanza che vieti di svolgere attività dalle 12 alle 16 in caso di allerta ondate di calore. E in chiusura le previsioni meteo per domani nell'isola, ancora caldo e moderato aumento nei prossimi giorni in Sicilia. Per domani la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio ondate di calore sulle province di Palermo, Messina e Catania, allerta arancione per rischio incendi invece su tutta la regione. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti domani alla TG Flash delle 13:30. Arrivederci e buona serata.